Strumenti importanti quelli approvati nel corso di questa plenaria a Strasburgo, a cominciare da interventi di sostenibilità nei confronti delle piccole e medie imprese per circa 2 miliardi e 300 milioni di euro che passano soprattutto attraverso un accesso più agevole e semplificato al credito nei confronti degli istituti di credito, ma nel contempo l'Europa creativa con 1 miliardo e 300 milioni di euro che mette insieme l'arte e la cultura con tutta quella offerta di capitali importanti sul piano dell'intelletto che possono far grande l'Italia ancor più di quanto non sia avvenuto. Un passaggio importante anche nei confronti della Sicilia con le reti TEN-T, con circa 15 miliardi per tutta Europa e circa 2 miliardi e mezzo per l'Italia. Il porto di Augusta ma anche il porto di Cagliari, ancora l'interporto di Termini Imerese e ancora la Catania-Palermo per il rafforzamento della rete ferroviaria, mobilità sostenibile, scambi commerciali, accesso migliorato nei confronti del credito da parte delle piccole imprese, un pacchetto importante che adesso dovrà essere sostenuto con una cultura progettuale autentica da parte di tutti coloro i quali sono destinatari di queste importanti misure europee.